serata che l'architetto Pilozzi. Intanto io do il ringraziamento a quelli che hanno avuto la pazienza di esserci stamattina e sono tornati, e do il benvenuto a quelli che invece sono venuti per la prima volta questo pomeriggio. Ho indicato questa mattina a quelli che erano presenti quali erano le finalità e lo scopo di questo incontro, e non mi annoio ripetendo le stesse cose che vi ho già detto, per cui io passerei direttamente all'intervento dei relatori, dando però la parola all'architetto Pilozzi, che mi presenterà nel dovuto modo prima che loro inizino la loro relazione. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. E allora cominciamo con i lavori. L'ultima relazione della mattinata che non è stata tenuta e che sarà tenuta dal professor Michele Carta. Il professor Michele Carta credo lo conosciamo un po' tutti perché è uno storico della baronia, e infatti il suo intervento è centrato su alcuni elementi della storia di Santa Lucia, tra cui l'emergenza monumentale della torre. Michele Carta ha fatto degli studi importanti tra l'archeologico e lo storico, è stato consulente di studi archeologici per la parte proprio delle emergenze architettoniche e monumentali. Pertanto con piacere do la parola a Michele Carta. Inizio con una battuta sulla mia amica Antonietta Bundini, la quale dicevo, con la sua bella relazione sono adesso attenti soprattutto alla tecnologia, giustamente sì, che avvicina un po' va bene, che non deve ampliare. Stavo dicendo, grazie alla bella relazione della mia amica Antonietta Bonino, durata all'università 9:10, era solo 9:10, un po' ci ha sottratto qualche minuto ai noi culti dei relatori, ma comunque dico subito una cosa che è abbastanza semplice. Io credo che tutti voi riconosciate sempre, in qualunque posto vi troviate, una statua della Vergine Santa Lucia, perché dove vediamo appena vedete una statua con un piattino contenente ucchi con la sua palla delle Maldini, chiaramente dite questa è Santa Lucia. Insomma, non. Penso anche però che quasi tutti voi, probabilmente, saprete anche che il martirio di Santa Lucia non è avvenuto col suo accecamento, non è così. Cosa sappiamo di Santa Lucia? Sappiamo dalla Passio, la Passio non è proprio, non sono sempre fedeli al 100%, sono diverse dalle causas, che sono proprio gli atti di un interrogatorio e così simili. Comunque la Passio del V-VI secolo, riportata fedelmente dalla leggenda aurea di Jacopo da Voragine, dice tutta un'altra cosa. Io, guardate, mi permetto di leggere perché sono sicuro che molti di voi sanno che la leggenda aurea è molto importante, però penso anche che la maggior parte di voi non abbiate mai letto il testo proprio della leggenda aurea. Io ve lo leggo così per curiosità, anche perché non lo troverete nella relazione che poi verrà pubblicata. Lo do per scontato che lo sappia chi lo legge, no? Poi eventualmente basta lo cerca, anche se nelle nostre biblioteche non lo troverete la leggenda aurea, né a Nuoro né forse da qualche altra parte. Io me ne sono fatto mandare da Roma. Comunque, cosa dice?
Allora, Pascasio che era innamorato di questa Vergine, eccetera, a un certo punto si era accorto che questa bella ragazza stava vendendo tutto il suo patrimonio per regalarlo ai poveri. Lui pensava che invece lo stesse facendo per scopo di commercio, per cui inizia a contattarla. Lei aveva chiarito che voleva sposarsi solo col Signore, per cui niente proposte di. E allora, per la qual cosa lui logicamente non accetta subito questo, visto che si stava opponendo, iniziano di tortura, no? Per la qual cosa, volendo quelli ruffiani condurla e tirarla, in lei lo Spirito Santo pose tanto peso che per nullo modo la poteva muovere, cioè la voleva mandare al posto per fare la prostituta, diciamo, no? Quindi lei chiaramente non voleva andare, allora manda niente, che per nullo modo la potevano muovere, non basta uno, poi provvede anche a un altro tipo di, siccome pensavano che fosse una specie di Mariana, no? Allora per guarirla questa Mariana c'era un altro, immaginando Pascasio secondo le misture, cioè secondo le medicine del tempo, dal quanti che in l'orina si fugassero i malefici, comandò che la fosse bagnata con la urina, e vedendo che né Esiam con questo poteva essere mossa, comandò che incontro a egli fosse acceso uno grandissimo fuoco e sopra di lei spargere la pece, resina e bollente olio. Nonostante questo, vedendo gli amici di Pascasio essere lui in grande angustia, affissero uno coltello nella gola della Vergine, la quale per questo però, non perdendo la loquela, disse a loro, praticamente tortura la uccido praticamente andando con un coltello in gola. Questo dice la Passi, non c'entra niente, non nomina minimamente l'accettamento. Però noi sappiamo che nell'iconografia dal 200 in poi sorge questa credenza che fosse stata accecata, per cui fosse il nome stesso Lucia uguale luce, quindi protettrice della vista, eccetera, eccetera. Questo ve l'ho detto perché pensavo di farvi un favore leggendo direttamente, non lo vedo tutto, chiaramente è un linguaggio del 200, per cui è in italiano un po' particolare, no? Veniamo al nostro. Quando Antonello mi ha chiesto se potevo fare qualcosa su Santa Lucia, pensando a Santa Lucia, soprattutto di Siniscola, ho detto, ma che cosa posso dire di nuovo? Ne hanno parlato già ampiamente sia Pasquale Meno, che voi dovreste conoscere, se non lo conoscete dovrete conoscere, sia a suo tempo anche in maniera più sintetica il Contetto, che voi pure conoscete. Che cosa potevo dire? Allora gli ho proposto subito, dire su Santa Lucia che si scuola solo non ha senso. Gli ho proposto proprio questa idea di guardare il culto della Vergine Santa Lucia in tutta la nostra diocesi, nell'antica diocesi di Galtellini, che comprendeva ben 17 paesi. Mi sono messo all'opera, prima di tutto come si deve fare? Beh, prima di tutto vedere le opere già pubblicate. Allora ho guardato cosa diceva Giacomo Zirotto, per esempio per Posada, cosa diceva Lucas e Gianni Pitti, per Pitti stesso, no? Cosa diceva soprattutto l'Alberti, i suoi primi documenti, e qualcosa ho visto che c'era, ma proprio qualcosa di abbastanza limitato. Poi ho consultato anche un'opera generale, dello Spara, che voi forse avete sentito nominare qualche volta, questo di Salvatore, sulla storia del cristianesimo in Sardegna e dei suoi santi. Praticamente riguardava tutta la Sardegna, quando ha sintetizzato sulla diocesi di noi di Nuoro, quale indicava le chiese presenti. Tutta la diocesi di Nuoro è una, stop, ma la cosa sembra un pochettino, oltre a quelle che conoscevamo, tutti le conosciamo perché sono ancora in piedi, e ce le abbiamo tutte sulla costa, quella di Santa Lucia di Posada, questa qui, quella di Rosei e quella di Dorgali. Però io mi sono messo
un altro punto, ma probabilmente ce ne saranno altre. E ce ne siano altre già mi indicavano nell'inventario dei beni della messa vescovile di Valtelline del 1491, già Sant'Elena in questi paesi indicava quindi già a Urusei, a Oiena, ed erano già quelle più antiche, diciamo, no? Poi invece negli altri io avevo anche a disposizione mia un inventario del 1601 di tutti questi nostri paesi, e iniziano oltre queste che evidentemente c'erano a comparire, per esempio, già in altri posti che a Urusei, oltre che la chiesa, c'era anche un altare nella parrocchiale. Però la cosa importante di questi altari è altare ce n'era sia a Urusei, sia a Torpè, sia a Lode, quindi sono già cosa era importante per questo. Siamo nel 1601, però dicevano sempre che c'era anche un retablo molto antico, anzi qualche volta diceva così antico che non si vede manco la pittura. Quindi cosa voleva dire? Beh, il retablo non è che lo portavano dalla chiesa, che la chiesa quindi era senz'altro del 500, quindi siamo già intorno a... Poi, quindi come date, diciamo, cronologiche, è chiaro che, perché io non è che vi sto dicendo tutto, poi ve lo leggerete, insomma, no? Le più antiche quindi chiare sono, ce l'abbiamo allora, sia a Dure l'antico paese despoblato già nel 500, che è vicino a Pitti, attualmente di Pitti, c'era già lì prima del 400, c'era poi, abbiamo detto, Urusei, Siniscola, c'era di sicuro, c'erano questi anche a Torpè, visto che parlava di retabli molto, molto antichi, e quindi come vedete già prima del 500, si può dire intorno al 500, c'erano già parecchi posti dove il culto della Vergine era attestato. Le ultime, diciamo quelle più recenti, chiaramente sono sia quelle di Posara, cioè diciamo quelle di Torgani, poi vi dico qualche altra cosa, poi quello di Posara che è del 700, mentre quello di Torgani è già del 600. Questo per quanto riguarda le... Quindi come vedete abbiamo già un quadro in cui da 2, 3, 4 chiesette abbiamo già a 10, 12 paesi dove il culto era attestato, quindi è abbastanza diffuso, siamo oltretutto in un'area molto ristretta, guardando l'intera Sardegna, quindi immagino se si facesse un'analisi di questo tipo in tutti i luoghi della Sardegna, quante chiese dovremmo scoprire ancora di Santa Lucia, e penso anche agli altri santi se si facesse il lavoro. Ora, questo a me cosa interessa a un certo punto? Interessava vedere concretamente anche certe affermazioni che si trovano, pur trovandosi in relazioni abbastanza importanti, per esempio in quelle risposte al questionario Bologna del 1777, però appena io vedo anche in queste relazioni che si dice che forse dicono che dovrebbe essere, che dicono non è una certezza, per cui io dovevo accertare con estrema precisione invece queste affermazioni per puntualizzare meglio la loro data, no? Tant'è vero che io mi sono occupato soprattutto di alcune cose nuove, se c'erano nuove rispetto a quello che già qualcuno aveva già scritto, sia Greco, sia eccetera eccetera, e soprattutto anche non per spirito di contraddizione, ma così per contrastare qualche affermazione fatta o da studiosi o anche da relazioni antiche, quindi mi sono fermato soprattutto su queste. In effetti io vi posso dire che novità ce ne sono. Novità per esempio, per cosa vi posso dire per questo, la Chiesa, su cui sapete quasi tutto. E mi stupisce anche che Pasquale Inteco non l'abbia riportato. C'è una relazione del 1803, sempre in risposta a un questionario su allora, dove descrive benissimo la festa di Santa Lucia, molto prima
di quello che dice poi Vittorio Angius, molto, 2, 3, 4 decenni dopo. La leggerete, vedete perché è interessante, perché fa anche poi una considerazione generale su queste feste, qual era l'aspetto negativo su queste feste, sono quali, eccetera, eccetera, intorno a quello che la leggerete, perché altrimenti la cosa si allunga, allora perché ho rimproverato Maria Antonietta, altrimenti ho rimproverato anche a me. Poi, altra novità invece, e novità ve l'assicuro, su quella di Oliena, qui rimangono purtroppo solo le rovine, no? E anticamente, giustamente non chiamate proprio Santa Lucia di Savena, perché è vicino a Suborogone, dove c'è anche la fiera di San Giovanni e qualche altra, adesso successiva, però quella della Pietà. Bene, lì aveva fatto già un primo lavoro il professor Cruz di Oliena, no? Però non mi soddisfaceva solo questo. Io ho dovuto prendere in mano, e questo vi ho detto al mappa che pensavo di risolvertela in 5 minuti, ho dovuto prendere in mano tutti i libri delle 20 paesi, da quando iniziavano, per vedere, perché il culto soprattutto di una santa voi non lo vedete tanto in documenti ufficiali di non so che cosa, voi li troverete soprattutto nei primi libri dove noi sappiamo che i sacerdoti erano obbligati, soprattutto registrando i morti, erano obbligati a registrare anche tutti i testamenti in favore della Chiesa o delle opere pie. Per cui io vi assicuro che se una Chiesa c'è, troverete per forza qualcuno che lascia qualche somma in favore di questa Chiesa. E quindi è obbligo guardarli tutti. Solo che chi conosce quei libri, ricordate, non è che sono registrini, perché molti ce ne sono parecchi, soprattutto in vari paesi. Per Oliena posso dirvi la mia sorpresa qual era? Che a un certo punto un signore qui che registra, che gli dà, aspettate Oliena dove sei? Che registra nel 1641, penso una cosa simile, Oliena. Allora questo un certo Giovanni Lodiga, che era un notaio, che muore il 15 novembre 1640, aveva lasciato per testamento 3 lire in favore di chi? In favore all'altare di Nostra Signora Visita Pobres, cioè Nostra Signora Visita Poveri, i San Lorenzo, cioè San Lorenzo, però poi continua, che sono è la Iglesia di Santa Lucia, cioè questi 2 altari dedicati a questa Madonna con questo titolo un po' originale, non credo che l'abbiate trovato molte volte, no? Praticamente Visita Poveri, e l'altro di San Lorenzo, cosa che non avevo mai trovato né chi ha fatto le ricostruzioni, anche le piante eccetera delle rovine di questa chiesa. Quindi c'erano proprio 2 altari che adesso vi sapete che fine avranno fatto. Allora il problema mio quale poteva essere? Certo, la statua della Vergine c'è ancora a Roma, è costruita in Roma. Ora, dove si trovava questo altare, questa statua? In una di queste 2 cappelle, oppure addirittura ce n'era anche proprio nell'altare maggiore? È un problema che si risolverà in quello di Vienna, no? Chiedendo a questi ricordati, ma spero che lo chiedano loro, se bisticceranno di sicuro. Poi, quale altra novità? Altra novità potrebbe essere la precisazione, per esempio, a Torgali. A Torgali è molto indicativo la risposta che dà quel signore al questionario Colungiu, che era logicamente allora non era un signore del parco, perché era il parco che doveva rispondere, no? Cosa diceva nella risposta? Che era attribuito a chi? Secondo questa relazione erano gli eredi di un certo sacerdote Arcangelo, o meglio, non sacerdote, una persona, Arcangelo Murgia, e ai suoi eredi, che l'aveva lasciato praticamente agli eredi un certo Sebastiano Carta, che era visitatore generale intorno agli anni 1620-1630.
invece, guardando tutti gli atti di morte, cosa avevo trovato? Avevo trovato che è parzialmente vera, nel senso che sia Arcangelo Murgia, ma soprattutto la sorella Murgia, ed è l'unica che nel suo atto di morte dice praticamente che voleva essere sepolta nella chiesa di Santa Lucia perché era una fondadora, cioè non era una semplice, era una fondadora, quindi l'aveva lasciata non a una persona sola, ma probabilmente ai fratelli, a tutti i fratelli. Tant'è vero che poi in quella chiesa vengono sepolti tutti i Murgia, che ne sono una mille, no? Un altro errorino invece hanno fatto gli amici, per carità, una guida turistica, per cui una guida turistica di Dorganica Aragonone, fatta da Francesco Tita, ricordo negli anni '80, dove diceva, forse una credenza popolare a Dorgani, che anticamente la chiesa di Santa Lucia di Dorgani si chiamasse anche di Santa Cecilia. Quindi io poi non mi sono soffermato poi per le relazioni, sicuro chiaramente ricostruisco anche un po' la vita di queste singole chiese in base agli atti che si ritrovano chiaramente, no? E quindi quello lo leggerete, ma io ho voluto dirvi solo qual è stato il mio principio nella ricerca. E la ricerca, vi assicuro, chi non guarda certi documenti non può dire così tanto per dire, insomma, no? Per cui vi invito poi a leggere la relazione che oltretutto Antonello si è degnato a vedere nelle mani che era prima, era quella, lo stesso, la torre di Santa Lucia, e sulla torre solo mai si può dire. Per cui vi avevo proposto ed accettato e vi prego che continuerete anche così in seguito, non ha senso fare tutto su questo sito, perché anche i Pugili che ci ha illustrato Antonietta questa mattina, i Pugili viaggiavano. E se arrivavano dall'Africa, arrivavano qui che siamo in centro Sardegna, voi vedrete che quelli che sono prima e quelli che vengono dopo non abbiano gli stessi prodotti, come i commercianti mica si fermano un posto solo, vanno, quindi anche questi culti, si propagano in tutta la zona, ed è bene sapere che noi non siamo al centro del mondo, noi rientriamo una politica generale, compresa di culti, per cui anche nella parola della natura non è solo Grazie professor Carpari, grazie veramente per questa lezione sulla geografia e sull'estensione geografica del culto di Santa Lucia. Io con molta più approssimazione, anch'io ho riguardato i luoghi del culto di questa santa e devo dire che l'area si estende, come diceva il professore, molto al di là della Parmina, perché investe tutta l'Ogliastra. Anzi, mi ha colpito una singolarità. La patrona di Ospiri è Santa Lucia e Ospiri, guarda caso, è la capitale di quel liquidanensis populus che aveva il suo porto a mare a Portus Liquidulis, cioè a sentire la Antonietta Bonino, la professoressa Antonietta Bonino, era il luogo della portualità di Santa Lucia, la cala delle barche. Secondo molti storici, tra cui il professor Mastino, Tide Mastino, Portus Liquidulis era la cala delle barche di Santa Lucia. E stranamente questo nome al professor Pascal Arnaud, grande studioso delle rotte marinerie e delle rotte mediterranee, gli ho fatto la domanda: ma questi Lugdunè che vengono da Lione, dalla città nella quale lei insegna, c'è qualche relazione per questo nome Lugdunè e Lugdunensis? Perché l'assonanza è immediata. Lui mi ha detto: non ho approfondito questa questione, quindi non posso rispondergli in nessun senso. Però questa assonanza è suggestiva. Se poi si pensa all'Ochia, l'Ochia, che era l'Antipide l'Ochia, e al luogo dove sorgeva l'antica chiesa di Santa Lucia, la chiesa dei 1003,
che sorgeva distante 50 metri da questa e riguardava su Monte Alto la fine del monte della Caletta. E questo lo sapete un po' tutti, cioè quello era un luogo, il luogo più alto di Santa Lucia. E lì c'era un tempio, il tempio di Santa Lucia. Ma da quanto c'era questo tempio? Se c'era appunto sul bidone romano. E cosa c'era ancora prima del tempio? Questo lasciamolo agli storici, alla loro ricerca paziente e attrezzata, e visto che qui sta un giovane romanziere locale che scrive su temi lunatici in maniera molto apprezzata, adesso che sia lo spunto per il prossimo romanzo dell'ingegner Bergman. Io mi fermo qui anche perché il mio compito è quello di coordinare, per cui ringrazio ancora il professor Carta e do la parola al professor Vittorio Senna. Dottor Vittorio Senna, noto pubblicista, apprezzato giornalista, quando i giornali erano giornali, e anche saggista, nonché poeta, quindi potrei continuare ancora a enumerare i suoi libri. Lui parlerà su un tema invece più pertinente, la Torre di Santa Lucia nei pregoni del Regno Sabaudo. Grazie. Buonasera a tutti. Ma proposto sulle nozze da innanzi. La bottiglia. Cronologica metalogica, come da Marzano. Però tocca tenere questa cosa. Giusta. Ringrazio gli amici del Centro Studio Gianni, gli amici dell'Associazione Siniscola 90, tutto il gruppo di lavoro che ha promosso questo convegno dal bellissimo tema paesaggi e passaggi. Ringrazio l'architetto Piguzzi. Tempo addietro, quando Amico Antonello mi ha chiesto un contributo, ringrazio, e mi ha detto: gradirei da parte tua che hai fatto dei lavori sulle torri, sui castelli, sulla evoluzione della storia del territorio di questo litorale, un lavoro diciamo originale, inedito. Diciamo che ho dato retta al consiglio di Antonello e nell'ultimo lavoro che ho fatto circolare in questi ultimi mesi non ho inserito la relazione che presento tra poco. Cercherò di essere, come si dice, chiaro, lineare, rispettando quelle 4 regole essenziali del giornalismo, che anche sono le regole degli storici, e cioè il chi, il come, il quando e il perché. Mi va di precisare questo, caro Michele, che rispetto al lavoro del Conteglio, che è datato, diciamo che sono venuti fuori molti documenti che riguardano la storia delle zone costiere, della difesa militare e della Torre di Santa Lucia in particolare. Io per questa relazione faccio riferimento ai pregoni, una parola strana. I pregoni sono i decreti legge, oggi sarebbero decreti legge, che allora, 1720, 1730, 40, credo della dominazione piemontese, venivano emanati e che occorreva far rispettare. Io faccio riferimento proprio ad alcuni pregoni
quanto dentro alle notizie che sono raccontate all'interno di quei pregoni. La torre di Santa Lucia di Siniscola nel 1720 è inserita nel sistema di difesa militare delle coste della Sardegna orientale. In quello stesso anno a Cagliari il primo viceré piemontese, il generale Filippo Guglielmo Pallavicino, noto come barone di Servilì, prestava giuramento di fedeltà al passaggio della Sardegna a favore dei Savoia. Tra gli impegni sottoscritti il 2 settembre di quell'anno nella cattedrale, in presenza dei rappresentanti degli stamenti, vi era una regola precisa, e cioè la decisione sottoscritta nel Trattato di Londra di rispettare le norme e le consuetudini lasciate dal governo di Spagna di Savoia. Questo particolare è determinante perché all'interno di questa clausola da rispettare ci sono i pregoni, cioè i decreti legge firmati dai viceré spagnoli a favore della difesa costiera e delle torri litorali attive per contrastare l'invadenza della pirateria e delle incursioni all'interno dei villaggi sparsi nell'entroterra sardo. Per i Savoia, che non disponevano di una marina militare, era inevitabile la scelta di consolidare le torri litorali e il ruolo dell'amministrazione delle torri avviate da Re Filippo II di Spagna. All'interno di questo nuovo quadro istituzionale che registra nel 1720 il primo anno del governo piemontese, i riferimenti che riguardano la torre di Santa Lucia di Siniscola sono di notevole rilievo e rievocano le funzioni che questo presidio militare ha avuto all'interno della costa orientale e dei territori che si estendevano intorno ai villaggi presenti nell'Alta e nella Bassa Baronia e nella fascia di territorio a sud di Lomosardo. Il pregone, che ci offre molti particolari sulla torre di Santa Lucia, porta la firma del viceré Desailly e risale al 10 giugno del 1758. Nel dispositivo sono contenute non solo le disposizioni militari sulla condotta dei torrieri, degli alcaidi e dei capitani, con il compito di istituire i servizi di ronda lungo le spiagge e nell'entroterra, ma si dispongono anche atti concreti da mettere in atto per la salute di quanti abitano nei villaggi. Si apprende così che la torre di Santa Lucia fa parte dei 32 distretti individuati per raggruppare le aree da proteggere. Di ogni distretto viene nominato un deputato, diremo poi chi è, no, responsabile del servizio di ronda da effettuare lungo il territorio, affidato per la vigilanza contro gli sbarchi clandestini, il commercio illegale. I servizi di ronda vengono indicati come un metodo efficace per contrastare l'arrivo di navi con persone, tra virgolette, infette di contagio, è contenuto nel pregone. Quando verranno scoperti, dovranno dare notizie immediatamente ai deputati o ai ministri di giustizia dei luoghi più vicini e questi, tra virgolette, venendo a mancare alcuno dei deputati, ne daranno avviso ai viceré per surrogarne altri. Si dovrà resistere con la forza da parte degli alcaidi, degli artiglieri e dei soldati, nonché da parte delle ronde e delle guardie nell'eventualità che un bastimento tentasse lo sbarco, l'ingresso nel regno, e qualunque persona potrà essere uccisa nel caso di espresso e contenuto nel pregone. L'ordinamento chiarisce comportamenti da adottare in caso di naufragi o di ritrovamenti di cadaveri abbandonati nelle spiagge o di merci. Il riferimento in questi casi riguardano la condotta da parte dei pescatori e dei padroni di barche. Il punto 13 dell'ordinamento stabilisce anche la condotta da rispettare da parte dei pastori, i quali dovranno allontanarsi con le loro greggi dai punti del naufragio nel caso in cui venisse riscontrato il pericolo di contagio. Spetta in queste situazioni di emergenza sanitaria al Ministro di Giustizia ordinare a tutti i pastori e alle persone, virgolette, di qualunque sorta comoranti come sopra, presso dei lidi del mare, di doversi piuttosto ritirare dai loro bestiari e gregge dentro terra in non minor distanza di 3 miglia dal litorale, sotto pena in caso di impedimento della vita e della confisca dei bestiami, cioè se un pastore non si ribelle perché se questa
pregone del viceré Conte Desailly, nella seconda parte del testo, elenca le torri, i tratti di costa da tutelare e i nomi dei deputati di giustizia. Tra questi figura Don Giuseppe Farris di Siniscola, responsabile da Longosario alla torre di Santa Lucia di Posada, con la mobilitazione di 30 guardie, virgolette, da farsi dagli abitatori di Gallura, Gemenis, Terranova e Baronia di Posada. Il deputato di giustizia della torre di Santa Lucia di Posada fino alla torre di Santa Maria Navarrese è nominato con il nome Giuseppe Floris Satta di Orosei, il quale ha il compito di mobilitare 18 guardie da prelevarsi dalla baronia di Orosei e di interesse inoltre notare che non è presente come attiva la torre di San Giovanni di Posada in questa relazione, mentre risulta inesistente la torre di cui era prevista la costruzione che Snovo a Capocomino. Ricordo che agli inizi del 1600, in base all'indagine compiuta in quegli anni, era prevista la costruzione di un'ulteriore torre a Capocomino, ma non se ne fece mai nulla. C'è da osservare che il pregone del viceré Desailly rimanda all'ordinamento contenuto nel pregone emanato il 24 luglio del 1752 dal viceré Conte di Bricherasio, con cui vengono individuati i servizi di ronda per la tutela della salute pubblica, in quanto erano pervenuti agli uffici del viceré Bricherasio avvisi che segnalavano di essersi scoperto il male contagioso della città, la pestilenza nella città di Algeri. Perciò viene fatta scattare la necessità di evitare gli scambi di commercio con, virgolette, il Levante ottomano e con tutta l'Africa. Si apprende così che vengono, virgolette, interdetti i collegamenti con tutti i bastimenti, i capi di bestiame, gli alimenti, le persone provenienti dai luoghi espressi. Anche il pregone del Conte di Bricherasio elenca tratti di costa della Sardegna e le torri interessate a compiere i servizi di vigilanza e di respingimento di navi sospette di contagio. Anche in questo caso il tratto di costa che fa capo alla torre di Santa Lucia avrebbe dovuto mobilitare 30 guardie da scegliere nelle ville della Gallura, di Terranova e nella baronia di Posada, mentre da questa torre fino a Santa Maria Navarrese le guardie da mobilitare erano 18, che si prenderanno dalla baronia di Orosei e di Dorgali. Tra i due pregoni non c'è differenza nel numero delle guardie e sulla dislocazione delle torri. Uno si chiede, ma la realtà sociale all'esterno dei territori, in questo territorio all'esterno della torre, qual era la realtà sociale? Ecco, io questa parte della relazione che ci consegna una serie di dati che, scusate, questi dati, come si dice, ci allontanano dalla mitologia, cioè da come stavamo bene in passato, quando eravamo, eccetera. Questa relazione sulla realtà sociale ed economica dell'area geografica che caratterizza i villaggi dell'entroterra è una risposta approssimativa che viene data. A questo interrogativo ci viene incontro un documento inedito scritto da un francese. Questo documento venne pubblicato in una rivista specialistica che porta il nome di Nuovo Bollettino Bibliografico Sardo a cura di Paolo Benvenuti, con il titolo della relazione è Una relazione storico-geografica sulla Sardegna del 1740. Io ho avuto la possibilità di accedere a questa relazione e di prendere i dati che ci raccontano questo territorio. Poi magari in nota che ho consegnato Antonello, diciamo, il nome di quella, diciamo, di questa responsabile di questa relazione, come gli storici hanno rivelato. Nel testo viene descritta in sintesi anche la realtà della baronia di Posada e della baronia di Orosei. All'interno di quelle pagine l'autore si sofferma sui villaggi della zona. Questa però deve chiarire a questo proposito il problema degli informatori, cioè chi è che ha dato le informazioni sulla demografia, sulla condizione sociale, sul malessere e sul perché molte di queste comunità vengono
definite e descritte in condizioni, come si dice, definite e scritte proprio miserabili, di miseria. Da chiarire a questo proposito il problema degli informatori, cioè di coloro che hanno raccolto le notizie presenti nella relazione, in quanto c'è da rimarcare che la realtà demografica della Sardegna nei primi del Settecento era calata in seguito alla piaga della carestia, della crisi agricola, delle guerre, fenomeni in cui non erano presenti le aree costiere. Il primo villaggio preso in esame è Posada, 111 persone, situata a 110 miglia a sud di Cagliari, nei pressi della costa est del Reame, dove c'è un cattivo posto che si chiama Santa Lucia, serve solo per i piccoli bastimenti e non è per niente sicuro. L'area di Posada è cattiva, la sua situazione è dentro una pianura tra le montagne e il mare, il suo territorio produce del grano e dona che nutrire molto il bestiame. C'è dentro questo posto un subdelegato dell'intendenza generale, con gli ufficiali suoi ministri del patrimonio ordinario, è un nome noto questo, si chiama Antonio Piuzzi De Martis, occupa oggi questo posto. Sul piano politico viene precisato che il re Filippo IV nel 1646 dona, queste sono notizie sul passato che sono contenute in quella relazione, il re Filippo IV nel 1646 dona il titolo di conte di Montalvo a Don Jean-Étienne Masson con i seguenti villaggi. Oggi questa contea è posseduta da Don Felice Masson de Lima, duca di Sotomayor, dimorante a Madrid. Questa possiede 4 villaggi in condizioni povere, popolate da 1012 persone che sono le seguenti. Nella scheda sul territorio è compreso anche l'Odè, virgolette, 140 abitanti, a 10 miglia ad ovest di Posada, nelle montagne, producono un po' di grano e abbonda il bestiame. Siniscola invece si presenta come il villaggio più popolato della curatoria, ha 639 abitanti e a 5 miglia a sud-est di Posada e manifesta la stessa qualità. Torpei invece ha 122 abitanti e a 2 miglia a ovest di Posada, nella stessa posizione di Posada. L'autore, nella relazione sul piano demografico, dice che Oroseia invece ha 1265 abitanti, situata a 90 miglia da Cagliari, ha una rada che è molto pericolosa e i grossi vascelli non si azzardano ad approdare. L'aria è molto cattiva, il popolo è in miseria, anche se il terreno è fertile per il grano e per il pascolo. I nobili che risiedono in questo luogo sono le famiglie Don Thomas Minna, Don Salvatore Carta, questo sono riferito al papà, Don Salvatore Carta, Don Antonio Giuseppe Guiso, Don Pietro Andrea Pina, Don Martilio Guiso, Don Thomas Culiga e Giovanni Battista Giuliano Manca Cavallero. Don Salvatore Carta è subdelegato dell'intendente generale per tutte le risorse di questa baronia e ufficiale del patrimonio. Don Gabi invece ha 2655 abitanti, l'aria è buona, la montagna abbonda di pascolo ma poco grano. Le famiglie nobili sono 2, Don Martino Guiso e Don Francesco Sorgia. Gardini invece conta 725 anni, in posizione parallela rispetto a quella di Orosei, si trova a 2 miglia a sud di Orosei. Le famiglie nobili sono Don Agostino Sorgiu, Don Giovanni Sorgiu, Don Lucifero Satta, Don Francesco Lucifero Satta e Don Francesco Antonio Pinna, Don Giovanni Maria Pinna e Giovanni Antonio Gaia Cavalieri. Il Goli ha 340 anime, prende le sue risorse dalle montagne tra Memoriale e Ragoso. Locri ha 209 abitanti, mentre Lula conta 399 abitanti e dispone di terre per il grano, ma abbandona anche il bestiame. Abbonda anche il bestiame. A Unifai sono presenti 212 persone. Il territorio è simile a quello di Orosei, da cui dista più di 3 miglia a sud. Sono queste le caratteristiche del territorio da salvaguardare in un momento storico in cui le risorse più importanti provenivano dal lavoro agricolo, dalla pastorizia e dal commercio. Unico baluardo di difesa del territorio, la Torre di Santa Lucia, nel primo anno del governo Sabaldo della Sardegna fu meta di una ispezione da parte dell'ingegnere Felice De Vincenzi.
con il compito di verificare lo stato della efficienza o meno del lettore litorale e consegnare al barone di Sardegna una memoria sugli interventi da realizzare per assicurare più efficienza al sistema di difesa che contava 82 torri. La relazione, che è pubblicata nello studio delle torri costiere a cura di Evandro Pidoso, poi faremo un'altra precisazione, prevedeva la costruzione di nuove torri in prossimità di quella di Santa Lucia di Siniscola e di San Giovanni di Posara. Una era prevista a Calacomino ed un'altra tutta a Covacavallo, con funzione di torri di guardia e di controllo nelle spiagge e nelle insenature più solitarie. Lo scopo era il potenziamento della difesa statica e del territorio in alternativa a una difesa mobile che non poteva essere organizzata in mare aperto. Una strategia militare impraticabile da parte del neonato governo sobaldo, privo di una marina militare in difesa della Sardegna. Le nuove torri non verranno realizzate, ma quella di Santa Lucia, ridotta in brutto stato, insieme a quella di San Giovanni, verranno ristrutturate e restituite a nuova efficienza. Ma qual era la condotta da seguire da parte dei torrieri e del personale nominato con compiti militari? Gli ordinamenti di Salvo e i pregoni emanati l'11 maggio del 1728, il 12 luglio del 1743, del 24 luglio del 1752, ma poiché le scorrerie nelle coste della baronia di Posara, Siniscola e Rosei sono risultate frequenti, l'11 febbraio del 1764 venne emanato un pregone da parte di Balia della Trinità, il quale puntualizzava il che fare nelle torri del regno da parte degli impiegati del servizio di vigilanza. In questo quadro rientra anche, la sto per concludere, la torre di Santa Lucia, dove si terrà sempre in un soldato di sentinella, sia di giorno che di notte, mentre gli alcaidi e i torrieri, se vedranno approssimarsi e approdare nella spiaggia un legno barbaresco o ne seguisse lo sbarco, ne dovranno segnalare la presenza. Se essi bastimenti, si legge nell'ordinanza, capitassero di giorno, si faranno sulla sommità della torre due fumate in qualche distanza, cioè una dopo una da un canto e l'altra dall'altro della torre medesima. Nello stesso tempo, oltre un corpo di cannone che dovrà sparare l'artigliere e in difetto di spingarda con suonare del corno o tromba marina, curru. E se di notte invece delle fumate si faranno due fuochi ben chiari pure ad un tempo, con l'avvertenza che siano disposti sia nel primo che nel secondo caso in maniera ad essere veduti dalla prossima torre e popolazioni circonvicine, ripetendo i fuochi e le fumate, a seconda del numero dei bastimenti che saranno in veduta. In caso di sbarco illegale e non consentito da parte dei barbari, ecco sollistranza, barbari, la reazione per opporsi all'invasione era compito dei torrieri, della cavalleria con il concorso delle popolazioni dei fanti. Il premio per ogni nemico catturato consisteva in 18 scudi, mentre il compenso per ogni ucciso veniva fissato in 6 scudi da dividere tra coloro che avevano partecipato al conflitto e alla uccisione dei nemici. Mi va di precisare un particolare. Le notizie che sono contenute all'interno di questa relazione sulla torre e sull'entroterra fanno riferimento, diciamo, ai pregoni che sono facilmente aderiti ai pregoni emanati dalla Casa Savoia e che sono reperibili nella biblioteca universitaria di Cagliari. Io ho fatto, diciamo, riferimento a questi documenti tentando di soffermarmi in particolare sulla torre di Santa Lucia. E adesso mi va di fare una precisazione, non lo so se sia ancora valida oppure se diciamo c'è stata una correzione. Tempo addietro, in un pannello che è affisso qui a Santa Lucia, mi sembra che ci sia scritto che la torre di Santa Lucia risale al 1648-49. Ho fatto un giro poco fa quel pannello, non l'ho visto, non so se ci sia ancora. Bene, in altre circostanze ho segnalato l'errore di quella, diciamo, di quella data. Per quale motivo? Perché probabilmente chi, diciamo, ha elaborato quel pannello ha fatto riferimento a una pubblicazione
diciamo, sulle torri e sulle piazzaforti militari, però in quella pubblicazione è contenuto quell'errore di tipo storico. Perché dico questo? Perché uno degli studiosi più, diciamo, accreditati dell'amministrazione delle torri, e cioè Evandro Pilosu, che già nel 1957 ebbe a pubblicare una serie di documenti, documenti che sono reperibili all'interno delle cartelle sull'amministrazione delle torri. La torre di Santa Lucia risale alla sua costruzione, inizia nel 1604, lo ricordo in modo che venga memorizzato bene, e viene ultimata nel 1605. Questo particolare io lo ritengo molto importante, perché quell'errore, se c'è ancora in quel pannello, va come si dice, perché le torri di cui stiamo parlando, diciamo, hanno una valenza non solo paesaggistica ma anche di testimonianza, come si dice, storica. E il 1604, l'ultimazione dei lavori 1605, qual è la motivazione che dentro quel documento che giustifica quella torre là? Viene spiegato così: per la sicurezza e tranquillità dei vascelli di detta baronia e per evitare i pericoli che siano presi e catturati dai nemici che quotidianamente affluiscono nel porto della detta baronia, volgarmente detto porto di Santa Lucia, le barche e altri vascelli di cristiani che in quello si ritirano per i fortunati, tanto quelli che sono di passaggio come quelli che esercitano traffici e portano molte e diverse merci nel presente regno. Quotidianamente ne vengono catturati dai Mori ciò che è di danno sia per il regno sia per il commercio, la qual torre, il detto barone e i vassalli, la vogliono costruire a loro complete spese e terranno in essa due smentiti: il diritto dell'amministrazione sia istituita per la difesa e la sicurezza del detto regno, che le amministrazioni debba pagare 2 soldati in un artigliere per la difesa della detta torre e tutte le munizioni. Questo che ho detto è, diciamo, contenuto all'interno di quella pubblicazione, diciamo, di Evandro Pilosu, che raccoglie tutta una serie di documentazioni sull'origine del mondo. Grazie per con questo capitale, con questa risorsa, in un momento drammatico della nostra comunità, in cui i nostri centri si spopolano e anche i centri costieri stentano a crescere. Purtroppo questa, caro Martino, è una domanda che in parte rivolgiamo a te, a tu che hai scritto quel libretto che è caduto come un sasso in una palude. Noi non sapevamo, noi scriviamo, non sapevamo. Chissà che tu non ci dica che adesso stiamo iniziando a sapere, perché siamo di fronte a delle scelte non più procrastinabili, non più rinviabili, nelle quali dobbiamo avere il massimo della lucidità. Questa lucidità che a te molti riconoscono, tra cui io. Pertanto la domanda che si pone è come interpretare questo mondo, proiettarti verso la vita e domani. Prego. Grazie. Avete ascoltato stamane e ora molte informazioni storiche, archeologiche. È un sapere importante perché c'è un rigore scientifico, una documentazione. Purtroppo io non vi posso dare questo contributo. Vi racconto qualche favola, qualche sogno, comunque un linguaggio dei sentimenti, a partire
10 anni con mia zia e mio zio, e mio zio veniva a fare i bagni di sabbia in mare per il reumatismo. Quali impressioni un decennio di 10 anni può avere di questo luogo? E a livello di una razionalità, certo no, di studio tanto meno, però accade, se tu stai in mezzo a un luogo, che capti qualcosa che pare indeterminato, indecifrabile, e che accumuli senza consapevolezza, tantomeno senza senso critico, una serie di impressioni, di percezioni, di sensazioni, di immaginazione, che in qualche modo strutturano una tua memoria. Poi sono tornato diciottenne, un gruppo di universitari, siamo venuti qua, abbiamo preso in affitto una stanzetta qui vicino che aveva pavimento di terra battuta, e in 6 abbiamo vissuto per un mese dentro questo ambiente e altre impressioni. E poi le innumerevoli volte venuti in cambio a Santa Lucia, quello qui a Carci di Sole, sino a Stellarici, e così tutte queste esperienze del corpo. Proprio dico del corpo perché è di una sensibilità che tu capti dallo spirito dell'uomo. Hanno creato in me una visione dell'uomo, cioè una mia immaginazione dell'uomo. Perché Santa Lucia è il luogo della virtù, della solitudine, della riservatezza, del silenzio, rispetto alla prega che invece è il luogo del grido, mentre qui è del mormorio, e del mormorio anche dei miei compaesani qui vicino, o di un solo di Italia, o di Orcaneto, che ora mi sembra una specie di opera di violino, e è come se fosse chissà chi nella memoria delle mie impressioni. Allora mi chiedo, partendo da questo mio sogno, da queste mie esperienze del linguaggio del corpo e dell'immaginario, e come vedo io? Quale dimensione prospettica per Santa Lucia? Guardate, io l'ho vista un mese fa, ero da molto senza venirci, e l'ho avuto come un momento di oblio, di dimenticanza, osservando qui all'intorno della chiesa questo cerchio, perché per me, nella mia simbologia, era un cerchio metrico, ottico, tattile, ma anche un cerchio sinfonico. E ho avuto come un frastornamento, non mi ci sono riconosciuto. Naturalmente la memoria fa molti scherzi, e quindi il tempo frastorna la nostra memoria. Crediamo di ricordare per davvero com'era, ma in realtà la memoria è un processo in atto che trasforma senza che noi ce ne accorgiamo, perché segue il percorso storico, perché la memoria non è il ricordo, la memoria è attiva, il ricordo è passivo. E quindi può darsi che io, questo processo, il procedere memoriale, abbia visto come una falsificazione. Io, come dire, deficit di memoria veramente rappresentativa. Però il fatto è che non ci sono riconosciuto. Tanto che ho pensato, ma a me, insegnante di lettere che nulla sa di architettura e di urbanistica, mi fosse data la condanna di immaginare e di sognare come avere
di ripristinare quella memoria, come restaurare, ripristinare, riproporre. Mi piace ricordare questa frase del professor Iorio degli anni 70. Abbiamo visto Santa Lucia nella Sardegna, l'augurio che possiamo fare è che quel dolore possa estendersi e rivolgere al patrimonio culturale della Sardegna e che il piccolo di Santa Lucia possa diventare il grande della Sardegna e che una periferia costiera, microcosmo di una regione, possa costituire fonte per definire il centro con parametri rinnovati. Grazie. E devo dire che questo intervento, per il rigore, per la metodologia, per anche questi riferimenti utilissimi alla valorizzazione dei beni culturali, anche in presenza degli amministratori, credo che vada nella direzione più opportuna. Complimenti. E io adesso direi di procedere con un altro intervento, sempre in senso cronologico, che è Italo Deletta. Ce l'abbiamo tempo, magari Gianluca nel frattempo può allietare la giornata. Ha scritto diversi articoli, ma anche due importanti pubblicazioni, e mi pare che l'interesse in questo caso, tenendo conto anche proprio della scansione cronologica che stiamo dando alla giornata, tiene conto della storia locale a partire dal VI secolo d.C. fino al 2000. Io non dico altro, prego. Mi ha lasciato una bella carta da appellare la dottoressa Bonino, carissima Antonietta, permetto di chiamarla così perché siamo stati colleghi negli anni ruggenti della nostra giovinezza all'università di Cagliari, ma lei era una studentessa modello, io un po' meno, insomma.
lei è poi salita i vertici, insomma, il settore degli studi in Sardegna e non solo, e quindi contraddire Antonietta è come scalare l'Himalaya, è difficile, è stata una relazione eccellente di altissimo livello, corredata nella parte introduttiva di quei riferimenti al suo animo, che è nobilissimo, è ricchissimo. La natura è stata generosa con lei, quindi io cercherò di esprimere il mio punto di vista così come posso, perché io sto portando dei dati, nessuno me ne vuole, che sono riconducibili non tanto a Santa Lucia, territorio di Siniscola, quanto a Posata, anche se dobbiamo fare un piccolo sforzo che poi è in perfetta sintonia con i discorsi altrettanto nobili nella parte introduttiva, per cui dobbiamo intendere il territorio nella sua globalità, nella sua complessità. Siamo davanti al mare, che è proprio l'esempio per eccellenza della mancanza di confini, di divisioni, anche se è stata la storia a dividerci e a dividere persino il territorio, specialmente nella fase della conquista catalano-aragonese, a spezzettare il territorio come se fosse davvero uno spezzatino, insomma, ridurlo in uno stato miserevole, con l'aggiunta poi di un sistema fiscale che ha devastato letteralmente la struttura sociale, provocando miseria, impoverimento e degrado di ogni sorta. E quindi guardare nel passato, come giustamente è stato detto, significa dotarsi di quei contenuti necessari per poter poi affrontare il futuro e vedere il territorio nella sua completezza, come dicevamo. E quanto al territorio nella sua completezza si deve intendere il mare, la terra in associazione al mare, i fiumi in rapporto alle pianure, le montagne in rapporto, cioè un rapporto omogeneo, un rapporto complesso che va studiato, analizzato nelle forme che ha assunto nel passato, ma che comunque deve essere guardato in prospettiva per il futuro. Quindi non mi dispiace se io inizio da Dante Alighieri, alle Scapole. È il famoso incontro di Dante, avvenuto nel Purgatorio, tra Dante e il suo amico Nino Visconti, che come sapete è stato giudice di Gallura, cioè re del nostro territorio gallurese. Per me si fece e io per lui mi feci, giudice ingentile, quanto mi piacque quando ti vidi non essere tra i re, appunto l'ho incontrato nel Purgatorio e non nell'inferno. Nullo per saltar tra noi si tacque, poi volto a me, sto saltando, quando sarai di là dalle larghe onde, di a Giovanna mia, che è la figlia, che per me chiami laddove alle innocenti si risponde. Non credo che la sua madre, Beatrice, più mami, conoscia che per assuntore sacre bende, le quali conviene che misera ancor brava. Per lei assai di lieve si comprende quanto in femmina fuoco d'amor dura, se l'occhio e il tatto spesso non accende. Non le farà sì bella sepoltura la vipera che i milanesi accampa, come avria fatto il gallo di Gallura. E a questo punto mi viene da fare qualche riflessione sul fatto che noi, pur facendo parte del territorio dell'antica
dell'antico regno gallurese, dei nostri stendardi comunali non riportiamo mai questo simbolo del capo, che è un simbolo totemico che noi ci siamo dati, noi sardi di questo territorio. Al contrario, il termine baronia riflette quella fase della storia sarda nella quale gli invasori ci hanno diviso, ci hanno frazionato e ci hanno imposto regimi politici e fiscali a noi ostili. In effetti, alla morte di Beatrice d'Este, 1334, appunto la sposa di Nino di Guardia, già vedova del giudice di Gallura Nino Visconti, poi andata sposa a Galeazzo Visconti, signore di Milano, sulla sua tomba furono collocate entrambe le insegne, sia il gallo sia la vipera, che Dante ha voluto mettere a confronto, implicitamente lamentando l'essere la vedova dell'amico fraterno appena morto, andata sposa al signore di Milano. Ma nella forma più esplicita qualche commentatore ha voluto appunto confrontare il Ducato di Milano con il Giudicato di Gallura per trarne conclusioni a favore appunto della Gallura. In realtà il Giudicato di Gallura non so se in seguito a un intervento esterno all'opera del Papa o dell'Imperatore, ma per forza propria. E d'altronde la storia del regno gallurese doveva essere poco nota ai più ai tempi di Dante, naturalmente. Nei nostri tempi le cose non sono molto cambiate in merito alla conoscenza del nostro passato. D'altronde la mancanza di conoscenza, dovuta a mancanza di studi, ingenera spesso confusione e non poche storture. Se voi guardate le carte geografiche del 1500 e del 1600 vedrete che Terranova è messa in prossimità del fiume Posadino, mentre Posata per esempio è situata al posto di Terranova, cioè di oggi, e così via, insomma, all'infinito. Il che significa che guardando verso gli errori del passato, anche al presente si possono ingenerare errori e confusioni, absidi in iuria verbis. Il fatto è che alla fine dell'impero romano, in seguito all'occupazione vandalica, la Sardegna, come l'intero Occidente, ha conosciuto una profonda trasformazione, cambiamenti, e i cambiamenti verificatisi hanno finito per assumere aspetti abbastanza originali rispetto ad altre aree dell'oicumene romana. Anche se sappiamo molto poco degli avvenimenti che interessarono la Sardegna al tempo dell'occupazione vandalica, un fatto assolutamente certo è che fu proprio in seguito e a causa di quegli avvenimenti che la Sardegna riuscì a trovare le forze per autorappresentarsi nei secoli che sarebbero seguiti alla fine dell'impero romano. In altri termini, sto parlando di giudicati o regni che secondo il parere degli studiosi vennero a costituirsi nel secolo IX, probabilmente all'indomani dell'occupazione araba della Sicilia che avviene nell'827, quando vennero a interrompersi appunto i rapporti con il mondo greco e bizantino, punto. In questo senso l'esperienza giudicale sarebbe del tutto assimilabile a quella delle cosiddette repubbliche marinare, dove i poteri militari dei duces avrebbero conosciuto una evoluzione verso forme nuove di potere civile. Indubbiamente l'aspetto storico più significativo dei giudicati consiste nella loro specificità e nel modo, che nel tempo in cui presero consistenza. Le poche notizie sulla Sardegna della prima metà del V secolo sono connesse al problema della penuria di viveri e derrate alimentari nella capitale, Roma. Problema che durante l'occupazione vandalica avvenuta tra il 429 e il 439 conobbe una forte recrudescenza, data l'impossibilità di ottenere aiuti dalla corte imperiale di Ravenna. Gli avvenimenti successivi mostrano comunque la Sardegna
irreversibile trasformazione, queste sono parole di Piero Meloni, caratterizzata da un progressivo distacco dall'autorità imperiale, cioè la Sardegna stava diventando autonoma. Le frequenti scorrerie lungo le coste rendevano malsicuri i collegamenti e obbligavano le popolazioni a utilizzare in loco i proventi delle tasse per l'organizzazione della difesa. Dopo una breve rioccupazione da parte degli eserciti imperiali, la Sardegna ricadde sotto il dominio vandalico e vi rimase fino alla riconquista giustinianea 535 ad opera del generale Cirillo. Lo storico Vittore Vitense racconta le sofferenze dei cristiani sottoposti alle prepotenze dei seguaci dell'eresia ariana, ma è opinione degli studiosi che il racconto si riferisca unicamente a eventi africani e che al contrario la politica del re vandalico Genserico verso la Sardegna sia stata prudente e avveduta, volta piuttosto ad assicurarsi una pace nell'isola che a controllare il credo religioso dei sardi. Questa annotazione sul dominio vandalico in Sardegna è la prosecuzione di una nota polemica che io ho rivolto al cattedratico francese Arnaud, che ha sorvolato sulla vicenda dell'occupazione vandalica, perché secondo lui l'occupazione vandalica avrebbe portato solo distruzione. Non è vero, come può confermare l'archeologia che riguarda la Sardegna. Addirittura certe città della Sardegna rifiorirono, città romane che durante la fase precedente avevano conosciuto crisi e abbandono. Nel periodo vandalico d'altronde la giustificazione l'ha data implicitamente l'autoressa Bonino parlando dei rapporti privilegiati, oserei dire, tra l'Africa, il mondo nordafricano e la Sardegna, rapporti che poi vennero consolidati nel momento in cui la prefettura del pretorio della provincia africana è stabilita a Cartagine e quindi la Sardegna cade tutta nell'ambito di questa circoscrizione amministrativa legata al mondo africano. D'altronde la pressione esercitata dai re vandalici ai danni dei cristiani sarebbe venuta a mancare del tutto con il re vandalico Gundamondo, anno 484-496, Trasamondo, anno 496-523 e Ildenico, 523-530, che è l'ultimo re vandalico, figlio quest'ultimo di madre romana, di stirpe teologiana, quindi di sangue romano di fatto, quindi tutta la cattiveria dei vandali insomma, si smorzava d'altronde in una politica al contrario molto attenta e addirittura del tutto vantaggiosa per la Sardegna, e tanto che Cartagine non figurava davanti a Ravenna e a Bisanzio. Queste sono considerazioni. Negli anni del regno di Unerico, succeduto al padre Genserico, la Sardegna acquista un ruolo di primo piano nelle vicende legate al problema religioso. Nel maggio del 483 Unerico decideva di convocare il concilio di Cartagine, adesso piano piano veniamo al nostro discorso, e di porre fine alle diatribe sulla omusia, cioè sull'unità e tenuità divina, cioè l'omusia sarebbe sulla omogeneità della natura divina, che come sapete ha diviso la Chiesa d'Oriente da quella d'Occidente in relazione alla figura di Cristo, perché gli ariani negavano la divinità di Cristo, mentre appunto per i cristiani Cristo fa parte della triade divina, come sapete, eccetera. Nel maggio appunto, ecco, tra i 436 vescovi convocati al concilio di Cartagine del febbraio del 484, 5 venivano dalla Sardegna e 3 dalle Baleari. Nonostante molte defezioni da parte cattolica, buona parte rimasero più che mai convinti nella loro fede, e fu allora che il re vandalico obbligò i vescovi africani all'esilio in Sardegna.
giunsero allora nell'isola, questo è importante, insieme al metropolita di Cartagine, una schiera fittissima di uomini di chiesa. Guardate che l'Africa, come sapete, era, specialmente nella fase, diciamo a partire dal terzo, come diceva la dottoressa, dal secondo, oserei dire, secolo d.C., ma in particolare nel terzo secolo e quarto soprattutto, perché già nel secondo secolo l'Italia aveva perso la sua centralità e la sua importanza nell'impero romano, a favore della Gallia e della Spagna. Poi è accaduto che i grandi investitori, cioè i mercatores, i capitalisti, diciamo noi, avessero trasferito i loro capitali nel Nord Africa, quindi il Nord Africa è diventato il centro propulsore di tutto l'impero romano, tanto che possiamo dire che proprio nella fase successiva al terzo secolo, che è il famoso secolo della crisi dell'impero romano, è stata proprio l'Africa a restituire vita e ricchezza, e non solo, ma anche cultura immensa al mondo romano. Ricordatevi che l'Africa è la patria di Sant'Agostino, di Ammiano Marcellino, di Tertulliano, e chi più ne ha più ne metta, quindi il massimo della intellettualità romana del periodo del tardo impero, diciamo così. Quindi è a questo che dobbiamo fare attenzione, perché le vicende successive che riguardano la Sardegna sono intimamente connesse proprio al mondo africano, e manco a dirlo proprio a quei presupposti politici, economici, eccetera, che sono stati messi durante l'occupazione vandalica. Quindi i vandali non sono stati quei conquistatori brutali di cui qualcuno voleva farci credere. Di questa nutrita schiera di eminenti personaggi della Chiesa africana che si dislocarono nelle diverse zone dell'isola, conosciamo i nomi da una lettera che Fulgenzio, che era sicuramente tra le figure più eminenti della cultura africana di quel periodo, indirizzava a un gruppo per confortarli nelle sofferenze e rafforzarli nella fede. Vi elenco i nomi: sono Graziano, Fortunato, Boezio, Lettore, Scolastico, Oronzio, Lindiciano, Vittore, Gianuario, Protino e Quodvult Deus. Al tempo del Concilio di Cartagine, 484, ripeto, la Sardegna si presentava dunque già bene organizzata attraverso le sue sedi diocesane e i relativi vescovi. In altri termini, i vescovi stanno sostituendo, con il potere religioso, stanno sostituendo le carenze, i vuoti lasciati nell'organizzazione civile dello Stato, della società, lasciati in seguito alla crisi dello Stato romano, cioè diventeranno sempre più defensores civitatis, cioè rappresentanti delle comunità e quindi capaci, sempre più in grado di organizzare le comunità e di difenderle soprattutto dagli assalti esterni. Allora, al tempo del Concilio di Cartagine c'erano questi, dunque, c'erano le sedi diocesane in cui campeggiano le figure Lucifero II, da non confondere con Lucifero, il San Lucifero che conosciamo, di Cagliari, Vitale di Sulci, Martiniano di Forum Traiani, Bonifacio di Senafer e Felice di Torres. Non può essere certo un caso che sul Soglio di Pietro, proprio al tempo in cui l'isola si presentava più isolata da Roma e compresa nella sfera africana, salirono ben 2 sardi. Il primo fu Ilario, dal 461 al 468, successivamente Simmaco, dal 494 al 514. In particolare di Simmaco si conoscono gli scritti di altissimo livello. A ben vedere, tutta l'onomastica paleocristiana testimoniata in Sardegna è di matrice africana, già prima dell'esilio dei vescovi africani, e l'intera Chiesa sarda si presenta intimamente legata al mondo africano secondo quanto risulta dalla lista dei partecipanti al Concilio di Arles 314 e Serdica 343.
III, dove i vescovi sardi sono collocati in mezzo ai vescovi africani, nel senso che facevano parte di quel nuovo prestigio della Chiesa sarda. In altri termini, si è venuto determinando nel tempo attraverso l'insegnamento religioso e l'esempio ad opera di figure eminenti come Lucifero di Cagliari, che in occasione del Concilio di Milano 355 si scagliò contro l'imperatore filo-ariano Costanzo fino a meritare l'esilio. Ma è stato Fulgenzio di Ruspe, con l'istituzione di uno scriptorium e di un monasterium, a dare alla Chiesa sarda tanto prestigio da farle assumere un ruolo del tutto centrale nell'intero Occidente. Queste sono parole di Turtas, di Raimond Turtas. La diocesi di Pausania. Veniamo alla diocesi di Pausania, che come sapete è attribuita ad Olbia. Tutti gli studiosi hanno identificato Pausania con Olbia. Per esempio gli studiosi tedeschi non concordano, in particolare Theodor Mommsen nega questa identificazione. Ma nei nostri tempi non è così, perché a partire dalla notizia fornita da Johannes Franciscus Fana, lo storico di fine 1500, lo storico sardo, nella sua coreografia attribuisce i ruderi, che evidentemente erano ancora alla vista del visitatore, della zona transfluviale del fiume Mosana, li attribuisce appunto a Pausania, però intendendo per Pausania intendendo Olbia. E da qui, dopo l'errore delle Fara, siamo arrivati fino ai nostri giorni. Come abbiamo visto, dal novero delle sedi vescovili fino ad ora menzionate, mancano quelle di Pausania e di Taros, che risultano invece menzionate, in particolare quella di Pausania, mentre quella di Taros è nominata solo indirettamente attraverso il nome del suo vescovo suffraganeo di quello di Cagliari, nell'epistolario di Gregorio Magno. Come sapete, Gregorio Magno è stato papa tra la fine del V secolo e tra la fine del VI secolo, scusate, e gli inizi del secolo VII, del secolo successivo. Quindi le lettere di Gregorio Magno, più o meno quelle che interessano noi, vanno dal 594 al 604. Dunque, come dicevo, nelle lettere dell'epistolario di Roma ha significato il fatto che, eccetera, come dicevo, va bene. Ci sembra dunque semplicistico dire che il periodo della dominazione vandalica sia stato, va bene, questo. Io adesso, però per non annoiarvi, passerei alle diapositive. Ecco, vedete, poi magari si potrà discutere su questo. Nella bella edizione qui presente il professor Michele Carta, intitolata nell'anno del Signore 1777, edizione nella quale il professore ha pubblicato il questionario ad opera dell'arcivescovo Cagliaritano, che chiedeva la situazione delle chiese che ci interessano, perché era in atto una forma di riordino, insomma, dal punto di vista economico della Chiesa in generale, perché spettava ai parroci svolgere il ruolo di casse agraria, insomma, alle parrocchie svolgere il ruolo di casse agrarie, cioè avevano la facoltà di dare prestiti, concedere prestiti ipotecari ai privati per averne un interesse del 5% anno, secondo un decreto emanato da Papa Pio VI. Però la gestione
impegni ecclesiastici non sempre avvenivano nel modo più corretto e spesso le chiese, in origine dotate dei loro specifici patrimoni, spesso perdevano questi patrimoni e quindi, non avendo più patrimonio, non potevano essere più manutente e non si potevano più celebrare messe, per cui venivano sconsacrate, dopodiché le chiese decadevano e scomparivano. E questa è la storia di moltissime di quelle chiese di cui quasi sempre abbiamo conservato i nomi, anche attraverso la toponomastica, attraverso i vecchi catasti, ma delle quali non è rimasta traccia. Allora, rispondendo a questo quesito dell'arcivescovo Cagliaritano, il viceparroco Posadino, in merito alla chiesa di Santo Stefano, risponde secondo, ecco, con un documento scritto a mano, ovviamente, che è stato gravemente danneggiato in alcune parti, ma che comunque contiene alcune considerazioni di grandissimo interesse. Nella parte che ho sottolineato si legge, e che ho messo in grassetto, andiamo nella pagina successiva, sì, ecco, io ho battuto a macchina, lì si legge che la chiesa di Santo Stefano, vedete al numero 4, si legge: se di queste chiese rurali ve ne sono interdette, questa era la domanda. Risponde: le chiese interdette sono Santo Stefano e San Giovanni, ambedue in una chiesa, cioè era una chiesa a due navate, dove dicono che era la cattedrale, distante dal villaggio un quarto e mezza d'ora, cioè praticamente 1,5 chilometri fatto a piedi dall'attuale centro storico all'attuale zona di Partesole, dove poi la chiesa è stata rintracciata. Alla fine di questo paragrafo si legge: il motivo però non posso sapere, questa rivelazione lo dice il popolo. Nello scavo che è stato fatto andiamo avanti, nel periodo successivo, scusate, nel 1985, questa cosa non funziona, ecco, che potete vedere da una fotografia presa dall'elicottero, che è di qualità assai scadente, devo ammettere, comunque si può vedere la parte in basso a destra, che è la parte in cui è possibile notare il battistero, che è a pianta cruciforme, mentre in alto a sinistra rispetto al battistero potete vedere la struttura della chiesa a due navate con l'abside, che nella diapositiva successiva è messo bene in evidenza perché è tratteggiato, eccetera. Infatti nella relazione di scavo annessa, lo scavo è stato fatto da Antonio Sanso, che è proprio storiano, si legge appunto il risultato dello scavo, cioè si tratta di una struttura chiesastica a due navate con battistero annesso, e se notate anche con l'abside orientata. L'abside orientata a est, naturalmente, corrisponde a un decreto che era stato emanato dalla Chiesa bizantina, che voleva che le absidi delle chiese venissero rivolte a est, perché a est è nato Cristo, eccetera, e quindi tutta la filosofia collegata. In Occidente non tutte le chiese vennero costruite seguendo questo schema costruttivo, tuttavia è un indizio importante del periodo, relativo al periodo, sia l'abside sia la presenza del battistero, perché il battistero collegato alle strutture ecclesiastiche dice implicitamente che la chiesa era cattedrale, perché si battezzava solo nelle chiese cattedrali, sedi diocesane, e
E d'altronde i materiali che sono stati portati alla luce, cioè il tremisse bizantino nell'VIII secolo, 717-741, siamo nell'VIII secolo, e le tombe, i materiali rinvenuti, comprendono un periodo tra il IV e addirittura il XV secolo della nostra era. Per cui il problema che comunque contrasta con ecco, vi faccio vedere anche andando avanti i reperti, andiamo avanti. Andiamo ancora avanti. Il tremisse bizantino, queste sono le monete che venivano trovate, venivano messe sulla fronte dei monti. Andiamo avanti, ancora avanti. Ecco, io ho voluto farvi vedere questo scavo che è stato fatto ad Ajaccio, che ricalca lo stesso schema costruttivo, cioè la grande abside, la presenza del battistero con il bacile per la pressione dei piedi, e che appartiene anche questo al mondo africano, è di matrice africana, tipo di costruzione, i muri, i reperti archeologici. Andando più avanti, questa volta sì che è chiaro, il battistero a pianta cruciforme, vedete il bacile per la pulsione dei piedi e poi altri reperti. Questa è una tomba tipica di quel periodo, eccetera. Tuttavia c'è un problema, appunto, che andando avanti, sì, allora Pausania, la diocesi pausaniense, oltre che nelle lettere di Papa Gregorio Magno, fine VI, inizi VII secolo, è ricordata anche nella Descriptio Orbis Romani di Giorgio di Cipro, IX secolo, e nell'Index Leonianus Episcopatum, sempre IX secolo, nel libro di Re Ruggero, cosiddetto, XII secolo. Inoltre, quindi siamo fino al XII secolo è registrata Pausania con questa denominazione. 1160 si pensa che sia il libro di Re Ruggero. Il re siciliano, Normanno, re di Sicilia, aspirava naturalmente, perché alla conquista della Sicilia, anche alla conquista della Sardegna. E quindi aveva fatto redigere una carta riferita alla Sardegna. Nella Sardegna vengono indicate 3 piazze forti, sicuramente di tipo militare, lui doveva conquistare la Sardegna, e tra queste è registrata Pausania. Allora, Olbia, qualcuno ha sostenuto nell'incontro precedente, sempre a Santa Lucia, che Olbia è scomparsa. In realtà Olbia non è mai scomparsa. Dopo l'incendio vandastico del 466, l'archeologia ha sempre detto che Olbia ha continuato a vivere, certo in condizioni miserevoli. Il porto ormai non aveva più quasi nessuna funzione perché era interrato, la città era distrutta, la popolazione si è, adesso si userebbe il termine, spalmata nell'entroterra olbiese. Tant'è vero che il nome del centro amministrativo olbiano è Fundi de Monte, che è un nome generico che viene dal monte. Il monte degli Olbiesi è Cabuabas. A Cabuabas infatti iniziava l'acquedotto romano, quello che portava l'acqua alla città romana di Olbia. Però perché Cabuabas il Medioevo nell'entroterra olbiese ha registrato la presenza di numerosissimi abitanti, piccoli abitanti.
tutti o quasi tutti dedicati a denominazioni di santi. Evidentemente non interessava tanto il nome dell'abitato, quanto piuttosto la dedica, cioè la chiesa attorno alla quale la popolazione fuggita da Olbia aveva trovato riparo, secondo quel principio riferito ai vescovi poc'anzi, per il quale il santo proteggeva la comunità e in assenza del vescovo il parroco, l'uomo di chiesa, che gestiva una comunità intera. Il che significa che il problema di incrociare questi due toponi, Ausania da una parte e Olbia dall'altra, è impossibile, cioè non si possono identificare o sovrapporre, sono due luoghi completamente diversi, inconciliabili tra loro, perché nel 1003, dico siamo agli inizi proprio del XI secolo, lo storico pisano Roncioni dice espressamente in notizie riportate in archivio storico italiano, eccetera, eccetera, si dice che la flotta pisana, dopo aver corso con molta furia sopra l'Aquilastro, lo presero e la bruciarono, dotati di buone intenzioni questi pisani, saccheggiando poi i borghi di Olbia, grossa terra, dove fecero grosso continuo. Grossa terra in toscano, in lingua italiana, che ormai significa roso, e borgo, terra, scusate, significa borgo. Con questa espressione borgo che Manzoni, quando parla del lago di Como, eccetera, eccetera, parla di quelle terre, da una di quelle terre, eccetera, eccetera, vuol dire uno di quei borghi. Terra significa borgo. Però dice il Roncioni esplicitamente che Olbia era grossa terra, cioè era un borgo grosso, e la motivazione l'abbiamo detto, cioè era una cozzaglia di costruzioni, ma sicuro, mezzo distrutte, eccetera, eccetera. E con questa caratteristica Olbia è arrivata, oserei dire, fino al XVII secolo, che è il periodo in cui Olbia viene effettivamente ricostruita, come dicono chiaramente tutte le architravi del centro storico di Olbia. Trovate le scritte che partono dal 1600, metà 1600, fino al 1700, quasi fino alla fine del 1700. Il che significa che l'incremento urbano di Olbia è avvenuto, la sua ricostruzione è avvenuta di fatto quando tutta la Sardegna ha conosciuto una crescita demografica notevole, non solo la Sardegna ma tutto il continente europeo. C'è stata una forte ripresa demografica. Le ragioni sono infinite. Va bene, io sto andando molto avanti. Siamo un po' in fase di conclusione. C'è l'intervento di Giacomo Flores, però mi pare che per la compiutezza, anche perché questo è sicuramente uno dei periodi più complessi. Allora, intanto grazie per il contributo a Italo Teletta. Una brevissima interruzione, anticipandola un pochino perché c'è l'urgenza di Giacomo Flores per un impegno, quindi lo inviterei a prendere posto. Intanto di nuovo grazie per il contributo, è sicuramente un intervento appropriato per quanto riguarda l'epoca, all'interno di una cronologia significativa, quella che va dal VI secolo d.C. fino all'anno 1000. Sicuramente uno dei periodi più complessi, più drammatici, che è quello della fine dell'impero romano e con la cristianizzazione dell'isola. Ecco un breve intervento musicale e poi la parola a Giacomo Flores. Innanzitutto ringraziare per il gentil invito da parte del centro studio Giugiano. Insomma, hanno chiamato un ragazzo che è vicino e lontano allo stesso tempo. Io sono Dio Lebero, vivo a Barcellona, dove insegno all'Università
quindi sono docente universitario, però faccio parte anche di diversi gruppi di ricerca dentro l'Università di Barcellona, e nelle nostre ricerche che capitano piacevolmente diversi documenti sulla Sardegna, tantissimi documenti sulla Sardegna, però il mio occhio è nato per trovare, per raccogliere quelli della baronia di Posada, visto le mie origini, no? Di Lodè. Niente, la presente relazione è dovuta al ritrovamento di un cospicuo materiale documentario sulla baronia di Posada. Parliamo di documenti che vanno dal XIII secolo, e questo mi collego a quello che ha detto Italo. 3 anni fa scoprimmo il testamento inedito dell'ultimo giudice di Gallura, Nino Visconti. Per lo tanto una scoperta importantissima, perché di giudici di tutta la Sardegna dei 4 giudicati abbiamo pochissimi documenti, pochissimi testamenti. Si tratta di un traslatum, una copia trecentesca del documento originale. Non si sapeva quando è morto Nino Visconti, i glossatori che si sono occupati della Divina Commedia si sono sempre messi in dubbio quando era morto, come era morta. Il testamento ci chiarisce quando è morto, 1286, cosa ha fatto prima di morire, ma essenzialmente una cosa che riguarda il nostro territorio. Quando parlo di territorio parlo della Baronia di Posada, tutti i paesi che lo compongono, ma anche di Galdelli, che fa parte di quella Gallura inferiore. Nino Visconti muore a Galdelli, come dice il suo testamento, nell'aula magna del palazzo giudicale di Galdelli, dove è sepolto. Qui una richiesta dalla dottoressa Bonina: sappiamo dove è sepolto. Sappiamo dove è sepolto, e ci dice pure che è sepolto insieme ai giudici suoi predecessori, che non sono il fratello del padre, che sono sepolti in Toscana, ma sono effettivamente gli originali dottori giudici di Gallura. Bene, tornando alla nostra discussione, tutti questi documenti che riguardano il territorio di Posada si fanno ancora più cospicui, importanti per qualità e quantità, a partire dal fine XV secolo, fino ad arrivare al XVI, XVII. Sono tutti quei documenti che riguardano il possesso dei carros d'Arborea. Sapete che la baronia si fonda con Niccolò Carlos d'Arborea nel 1431, e come un bene patrimoniale la baronia di Posada, questa famiglia conserva uno per uno i documenti sulla gestione amministrativa del feudo, su tutti i problemi che dovrebbero affrontare i procuratori, su questioni ambientali, architettoniche, eccetera. Quindi abbiamo giorno per giorno, anno per anno, mese per mese, tutta la documentazione della baronia di Posada dalla fine del 1400 fino al 1590. Bene, addentrandoci in media res, il tema che io tratterò è molto concreto. Della baronia di Posada quest'anno abbiamo presentato diversi documenti come Università di Barcellona, diversi congressi internazionali in Inghilterra, in Spagna, adesso il congresso della Corona d'Aragona, per esempio. Perché sono documenti importantissimi, unici nel panorama sardo, perché ci indicano e ci illustrano il funzionamento del feudo, ci indicano e ci illustrano la società civile che viveva in questo territorio, ci fanno nome e cognomi di quanti locali amministravano il feudo, degli ufficiali baronali e delle relazioni naturalmente con le popolazioni locali. In questo caso vi parlerò della presa di possesso di un feudo. Cos'è la presa di possesso di un feudo? Sicuramente alle scuole noi sappiamo più o meno cos'è un feudo. Un feudo, per essere tale, aveva bisogno di un concetto fondamentale, che il vassallo dovesse giurare fedeltà al sovrano. Questo si ripercuoteva nelle scale sociali nobiliari inferiori. Quindi se il vassallo giurava al re, era un nobile, il vassallo inferiore, il vassino giurava al vassallo e così via, fino in fondo. In questo caso, questo documento che andiamo a analizzare si trova conservato presso l'archivio della Biblioteca di Catalogna, ed è parte di un fondo chiamato Heredad de Don Stefania Carros, composto da circa 2000 e passa documenti, ancora totalmente inediti, riguardanti la Baronia di Posada.
detto, perché si miscola, eccetera. Bene, iniziamo a dire che cos'è una presa di possesso, in cosa consiste una presa di possesso. La presa di possesso manifestava ai vassalli, ai sudditi, all'intero territorio l'autorità di cui era rivestito un signore, era l'espressione del potere, per cui si concretizzava attraverso il rituale del vassallaggio. Chi erano in questo caso, anche nel nostro territorio, i protagonisti di questa presa di possesso, di questo vassallaggio, di questa toma de possessione, come si chiama in spagnolo? Era essenzialmente il signore e il vassallo. Questi erano gli oggetti principali perché si desse luogo la presa di possesso e quindi perché si desse luogo la manifestazione del potere. La mancanza di uno dell'altro inficiava naturalmente il documento e l'azione giuridica. Bueno, naturalmente, scusate se a volte riescono a intercalare di sicuro, naturalmente la presa di possessione è un atto giuridico. È un atto giuridico che si manifesta tramite 3 elementi fondamentali, che sono la scrittura, le parole e i gesti rituali. Per cosa ci serviva la scrittura? La scrittura dava validità alla cerimonia. Attraverso la scrittura di un documento si rendeva e si garantiva ai presenti e apostoli il dominio effettivo diretto del Signore. Quindi era un atto giuridico scritto, uno papiro, come direbbe il Salmo, uno papiro per eccellenza. Mentre le parole rendevano manifesto l'autorità del Signore e i motivi che giustificavano la presa di possesso di quel feudo. Quindi venivano chiarificati i perché si aveva un nuovo Signore ai sudditi, naturalmente. E a sua volta i sudditi, attraverso l'ascolto, recepivano l'autorità del Signore e manifestavano per mezzo sempre della parola il loro senso. Quindi, come vedete, un discorso più univoco tra il Signore e i vassalli. E poi alla fine naturalmente ci sono i gesti, i simboli, che plasmavano naturalmente attraverso una precisa liturgia i concetti di vassallaggio e di dominio signorile, cioè la piena potestà fisica e politica del Signore. Come avveniva questo vassallaggio? L'abbiamo studiato, immagino. C'è il mixtio manum, che praticamente il vassallo congiunge le mani su quelle del Signore, come stiamo facendo durante la consacrazione, no? E poi c'è l'aloscrum, il bacio finale. Entro questi due elementi c'è la dichiarazione di vassallaggio, il vero e proprio giuramento di essere fedele al suo superiore, al Signore, di osservare naturalmente i diritti del Signore, a cambio il vassallo riceveva naturalmente il diritto di protezione. Bene, partecipavano a questa cerimonia e il documento riposava, ce lo chiarisce molto bene, gli ufficiali baronali che appartenevano quindi al vecchio Signore, i rappresentanti dei villaggi che sono i maiores, la popolazione tutta e naturalmente i testimoni che dovevano dare autenticità al documento finale redatto da un notaio. In questo caso la struttura, lo vediamo qua, del nostro documento rispetto a documenti coevi è abbastanza semplice e lineare. L'atto di presa di possesso della baronia si realizzò nel periodo compreso tra il 20 e il 23 maggio del 1511. Da chi viene effettuato l'atto di presa di possesso? O chi è il signore che pretende prendere possesso del feudo di Posada? È il re, cioè il re d'Aragona, conte di Barcellona, di Sardegna, eccetera, eccetera. E l'Aragona perché? Perché 2 mesi prima, a marzo, mi sembra, era morta Stefania Carròs, l'ultima signora della dinastia dei Carròs, signora di Posada, senza figli.
quindi non potevano i discendenti avere il feudo. E cosa fa? Stefania Carrozza è una donna molto importante nella società di Barcellona, è importantissima, non solo perché è legata alla corte, era stata la vigella della regina d'Aragona, ma attorno a sé crea una scuola per fanciulle che non potevano studiare per poi poterle accasare, maritare. Molto devota all'ordine dei francescani, tanto devota che quando assurge la baronia di Posada cerca di mettere in essere quello che era il testamento del padre Nicola Carrozza, che era la costruzione di un convento di francescani a Torpè, dove nelle riviste dice il documento di Santa Maria delle Sorpe, che è l'attuale chiesa Santa Maria degli Angeli, un titolo francescano sempre, però è curioso perché indica eremita, cioè fuori un po' dal villaggio, mentre attualmente si trova al centro del paese. Dal punto di vista antropico ci indica uno spostamento dell'abitato. Ed è probabile lo stesso costruttore della chiesa Sant'Antonio di Padova di dove Nicola Carrozza, perché lì aveva il diritto di sepoltura il Carrozza Baroni di Posada. Tornando da noi, quindi il re ritiene che quel feudo, per la morte dell'ultima baronessa, deve ritornare alla corona secondo le carte di infeudazione. Non ci sono eredi, quindi il feudo deve tornare alla corona, ma così non è, perché Stefania Carrozza, che è animata da un grande interesse verso l'uomo, cosa fa? Dona il feudo di Posada agli ospedali di Barcellona e di Saragozza, perché con i redditi della baronia di Posada possano ricoprire le loro spese e possano continuare nella loro attività, diciamo così, di assistenza. Quindi i nuovi signori, dopo la morte di Stefania Carrozza, sono questi due ospedali, due enti, diciamo. Naturalmente il re non riconosce questo passaggio e invia il suo procuratore a Posada perché effettivamente prenda possedimento fisico del territorio in nome suo e del sovrano. Chi è questo procuratore? Questo procuratore si chiama, è il portero reale di Cagliari, si chiama Jaume Simon, che si accinse a prendere il 20 maggio 1511 il possesso corporale della villa di Posada, del suo territorio, del castello della Fava, della Dogana del Sale, della Maglia di Porto, che sono tutti uffici che vengono dal periodo giudicale e di tutta la baronia. Il documento ce l'abbiamo qua, inizia con un breve incipit, un preambolo, dove vengono chiariti i poteri che possiede il procuratore reale, il perché il procuratore reale prende possesso di questo territorio e il nome del notaio che riveste l'autoritas per dare legittimità al documento. Dopodiché inizia subito la cerimonia, vengono recati i testimoni presenti all'atto, essenziali per dare legittimità al documento, e successivamente iniziano ad apparire quelli che sono gli ufficiali più importanti della baronia. In questo caso il podestà è il castellano della Fava, che sono tutte cariche di provvidenza giudicale o pisana. Manca in questa prima parte la descrizione, diciamo così, della presa di possesso fisica del territorio. Praticamente la presa di possesso si divideva in due parti, una fisica, propriamente fisica, e l'altra, diciamo così, giuridico-politica. Quella fisica era che il rappresentante dei villaggi prendeva per mano il procuratore reale, lo accompagnava in giro per il paese con la mano destra lo accompagnava con la sinistra e con la destra il procuratore raccoglieva fasci d'erba, terra, tutto quello che incontrava per strada lo prendeva e lo buttava, per dire tutto questo che è bello, che tocco è mio. Questo procedimento è attestato in questo documento a Siniscola. Dice Dimecras in catalano, Dimecras a 21 del mese di maggio, gli auditi commissari perché possessione della villa di Siniscoli della ditta baronia di Posada. Quindi ci dice effettivamente che questa cerimonia è stata effettuata.
Naturalmente la cerimonia inizia, secondo il nostro documento, a Posata, che è il centro politico più importante del territorio. Nel suo territorio esisteva la residenza dei giudici di Gallura, Regni, secondo il Liber Fondachi, il Castello della Fava, il porto, il caricatoio, la dogana del sale e importanti strutture religiose, tra cui un ospedale dedicato allo Spirito Santo, è fondato da uno della corte dei giudici visconti alla fine del 1900 e di cui, affiliato alla città di Pisa, all'ospedale di Pisa, di cui uno stesso abitante della baronia diventerà maestro generale di questo ospedale. Quindi un dato molto importante. In questa villa risiedevano ancora nel XVI secolo il castellano della Fava, il podestà, il maggiore dei Portu, a uffici che provenivano naturalmente dai quadri amministrativi del periodo giudicale e pisano, quindi molto più antichi. E Liber Fondachi a confermarci effettivamente dall'inizio l'esistenza della carica podestarile. Nel 1300 relativamente a Terranova, l'attuale Olbia, e a Orosei, mentre successivamente nella seconda metà del 300 anche a Posata.